Buonasera. Ricordo i primi passi in musica e dopo un po' l'esame senza un pianoforte. No, ancora no, mia madre forza che ce la farai. Ancora un po' mi ripeteva non mollare mai. Le prime feste con gli amici miei, suoniamo un po' una canzone, poi la scriverò e la canterò, ma i primi dischi alla radio non suonavano, sognavo un palco ed un microfono. Ora io sono vivo, adesso canto ancora, con la mia gente sogno e piango ancora. In ogni mio concerto volo ancora, è sempre primavera. Ora, fra le tue braccia vivo ed amo ancora. Quante emozioni mi regali ancora. Sei tu il mio vecchio e nuovo amore ancora. E questa è la mia storia. La prima volta in un teatro, ma non c'eri tu, c'era mio padre che piangeva, ora non c'è più, perché la vita dà ma prende sempre un po' di più, e quel che prende non ritorna mai. Ora io sono vivo, adesso canto ancora, dal palco tra le luci cerco ancora i vostri occhi nei miei occhi ancora, che sono un brivido alla schiena. Ora ho tanta voglia di sentirvi ancora, gridare il nome mio più forte ancora, cantare le canzoni mia memoria, tra un bacio nuovo e una parola, e chi mi odia io non odierò nemmeno un po', odiare un sentimento che non ho. Certo lo so, posso piacere poco oppure no, ma se non sai un uomo tu non giudicarlo mai. Ora voglio sentire che ci siete ancora, e non svegliarmi dal mio sogno ancora. Voglio il calore di un abbraccio ancora, per continuare la mia storia. Ora a chi mi ha dato gioia, pane e cuore, gli dico grazie con questa canzone, la dedico a voi tutti con amore, e a me che ho scritto musica e parole. Oh, 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 oh. Non le ho scritte io le parole e neanche la musica, però devo dire grazie Gigi D'Alessio, perché quando un grande artista scrive queste parole che sembrano cucite per la tua anima, per la tua vita, e non ci resta nient'altro che dire grazie Gigi D'Alessio e cercare di cantare il brano nel miglior modo possibile. Buonasera e benvenuti, 348 80 40 254, e come dice quella scritta sotto il numero, in diretta, sì, perché siamo in diretta, sono le 20:07, dico siamo perché tra un po' qui vicino a me ci sarà Saretta con una scaletta, la scaletta di Saretta questa sera è perfetta, e quindi mettetevi comodi, molto comodi, anche perché ormai lo sapete già, non si giocherà più nel secondo tempo, ma si giocherà già anche nel primo, quindi tra un po' aprirò le telefonate, ma prima di aprire le telefonate arriva Pupo. Cosa farò ora che tu vai via? Dimmi cosa farai. Cederò alla pazzia per scordarmi di te. Farò il diavolo a tre. Sarò forte domani, vedrai, sarò forte.
cosa farai se dormire non puoi? Dimmi cosa dirai alla gente di noi. È finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi, senza paura. Come una stella brillavi, eri mia, correva forte la tua fantasia. Sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore, non era poco. E ci ripenso, giorno e notte ti penso, niente di strano, ti bastava una mano, ma come un cretino io non me ne accorgevo. Tu te ne andavi, io ti perdevo. Cosa farò? Mamma mia che disordine, cosa farò? Quanti giorni da spendere senza di te, solo a pensare quando fermavi i minuti, le ore, per non sciupare un momento d'amore. Come eri bella tra quelle lenzuola e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi pensa se fosse un bambino. Sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore, non era poco. Mi raccomando, questo numero per fotografie, richieste, saluti. È finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi, senza paura. Quando fermavi i minuti e le ore, per non sciupare un momento d'amore. Come eri bella tra quelle lenzuola e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi pensa se fosse un bambino. Sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore e non era poco. Pupo! Che belle canzoni che ha fatto Pupo! Ne ha fatte sì, ne ha fatte di belle. Cerco di anche andarle a riscoprire, a ripresentare in TV e in radio. Credo che questo brano non si senta da quando è nato, dal 90 probabilmente. Buon lavoro Alberto Regia e complimenti per ciò che stai creando alle mie spalle. Adesso però ricordiamo il giochino, anzi sì lo ricordiamo, vai con la grafica. Facciamo così, proviamo ad aprire adesso le telefonate se c'è già qualche coraggioso che vuole giocare insieme a Casa Peiretti per vincere il cappellino, per vincere una t-shirt, il buono formaggi, il buono carburante, il buono ristorante. Semplice, basta comporre il 378 40 80 506. Abbiamo la prima telefonata di oggi. Pronto, chi sei e da dove? Pronto, buonasera, chi sei? Sono sempre io il primo, Mimmo. Mimmo, sei fantastico. Riesci sempre a prendere la linea per prima, cioè prontissimo sei. Già 4 volte che prendo la linea e non vinco nulla, vabbè, dai. Vabbè, adesso non facciamo vittime perché è già bello partecipare, sei contento già di parlare con Peiretti al telefono, quindi se vince qualcosa in più. Beh, certo. Già. Allora provi a indovinare con 5 o con 15? Con 15, Enrico. E allora questi sono i tuoi 15 secondi, forza Mimmo, stasera ce la fai. Io sono convinto che stasera ce la fai. Eccoli. Mimmo stasera, Mimmo stasera non puoi non indovinare. Mimmo ci sei? Ci sono, però non mi viene, sono diventato vecchio. Mimmo ha vinto Sanremo quest'anno, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio forte, ciao!
Beh, aspetta, se ha vinto Sanremo Vabbè, non posso, ormai cambia la risposta, no? non posso più, ormai la risposta va immediata a fine dei 15 secondi. Un abbraccio forte, ti voglio bene Mimmo, ciao! Ciao Enrico, ciao. Ciao caro, ciao! Ragazzi, una volta che mi dite che non la sapete, poi io ci gioco un po' sopra perché la risposta va immediata. Ancora una telefonata e poi subito dopo è prontissima Saretta, eh? Pronto, chi sei e da dove? Ah, senza volerlo ho messo giù, quindi se il finale 111 mi chiama, o dopo abbiamo ancora uno. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Piero, Fabio e Lorenzo. Ciao da Torre Piero, Pellice. ciao Lorenzo, ciao ragazzi, pronti a giocare con me? 5 o 15 secondi? Facciamo 15, dai. Facciamo 15, questi sono i vostri 15 secondi, forza ragazzi, forza! E allora, sì, si può fare. Grande amore. Sì, grande amore del volo, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 per vincere uno dei premi, ma attenzione alla faccina rossa, vai, vediamo un po'. Allora, io direi 7, che era il numero con cui giocavo io quando ero giovane. Il 7 che era il tuo numero di maglia? Sì. Ti ha portato fortuna questo numero di maglia nella tua carriera sportiva? Poco, ma Poco. mi sono divertito. Poco e ti sei divertito, quindi anche stasera ti sei divertito con Casa Peretti, ma il 7 purtroppo c'è la faccina rossa, amico mio, nel 7. Mi dispiace, grazie per aver giocato Peccato. con noi. Saluta Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao amico mio, ti aspetto lunedì, fra 2 lunedì, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Vi voglio bene, ciao ragazzi. E adesso continueremo a giocare più avanti durante la trasmissione. Adesso vi presento le cuffiette. Guarda che mi ha ascoltato cantare 2 canzoni lì che guardava la trasmissione e mi hanno messo le cuffiette. Con calma. Ricordo che siamo in diretta 348 80 40 254 anche per i complimenti a questa artista. E la chiamo artista perché ha 19 anni, ha tutta la vita davanti, ma già come si pone avrà una grande vita musicale davanti, è fresca del concerto di Tiziano Ferro e quindi con la fine di Tiziano Ferro, Saretta, buonasera e benvenuta! Ciao Saretta! A te la postazione, vediamo subito, sì, a posto. Quindi amici a casa, alzate il volume perché arriva un brano di Tiziano Ferro bellissimo dalla voce e dalle mani di Saretta. Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanto ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me ed io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta e ho sempre incassato e sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare a fare 1000 file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, farlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarle, è una gran fatica. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo
già domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. E non mi sembra vero, e non lo è mai sembrato, facile e dolce per chi amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto sempre. Se ti ho deluso chieder scusa non servirà a niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. In un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. E tu sei un bel film che lascia tutti senza parole. Buonasera Saretta, ciao, benvenuta. Ciao a tutti. E iniziare così Casa Peretti non è poi mica da tutti, entrare a freddo, diretta sul pianoforte, mani sul piano e via. Benvenuta. Sei contenta di essere qui? Contentissima. Come sempre, sì. Perché lei mi dice che è sempre contenta quando viene in Casa Peretti. Sempre contenta quando canto, quindi... Wow, quindi qua dentro si canta tanto, esatto. In 7 anni, quasi 7 anni di musica qui, di canzoni, ne sono passate tantissime, di emozioni ancora di più. 348 80 40 254 il numero per messaggi, saluti anche a Saretta. Prossimo brano, andiamo subito al prossimo brano, dopo il prossimo brano io riaprirei le telefonate, vediamo se qualcuno si porta a casa uno dei nostri premi, ma andiamo a cantare i Modà con Sono già solo, vamos! Troppa luce non ti piace, godi meglio a farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male bene, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi, ti vesti e mi confondi, non seguirmi quando torni e piangi, non rispondi, sparisci e ogni 4 mesi torni. Sei pazzo di me come io lo son di te, resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi brilli, non ti spegni, ci grappiamo per non far guarire i segni e sei pioggia fredda, sei come un temporale di emozioni che poi quando passa tuono, è passato così poco e son già solo. Tornerai, altro che se tornerai, ma stavolta non ti lascio, ti tengo stretta sul mio petto e poi ti bacio e poi ti graffio e poi ti dico che ti amo e ti proteggo e poi ti voglio e poi ti prendo e poi ti sento che impazzisci se ti parlo sottovoce, senza luce, perché solo io lo so quanto ti piace. Ora dimmi che mi ami e che stavolta no, non durerà solo fino a domani. Resta qui con me perché son pazza di te, resisti, non mi stanchi, ti conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi brilli, non ti spegni, ci grappiamo per non far guarire i segni e sei pioggia fredda, sei come un temporale di emozioni che poi
quando passa. Tanto tuono è passato così poco e son già solo. Saretta per voi. Tutti a casa insieme. Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi primi, non ti spegni, ci grappiamo per non farla di disegni e sei pioggia fredda, sei come un temporale di emozioni che poi quando passa, tanto tuono è passato così poco e sono già solo. Brava! Brava, e ancora brava. Non sarà una puntata normale per te, perché nel secondo tempo ci farai ascoltare un tuo inedito. Esatto. Ma a differenza di tanti altri inediti, solo pianoforte e voce, proprio così Esatto. come è nato. Com'è nato? Ma adesso apriamo le telefonate. Prendimi i premi, che apriamo subito le telefonate. Vediamo un po'. Eccoci qua. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Giorgia da Villalperosa. Sei? Non ho capito il nome? Giorgia. Ciao Giorgia. Giorgia. Ciao Giorgia da Villarperosa. Sono rimaste 9 buste e devo dire che la grafica devo farla un po' meglio i prossimi giorni, perché l'8 è un po' così. Giorgia, sai come funziona il nostro giochino? Certo che sì, quindi prova a indovinare con 5 o con 15? 15. Con 15, va bene. E allora questi sono i tuoi 15 secondi. Fai molta attenzione. Eccoli. Il sound è inconfondibile, Giorgia, di questa canzone, dal titolo Dai che io credo in te. Giorgia? Non lo so. No, inconfondibile. Grazie per aver giocato con noi, grazie mille, un abbraccio fortissimo. Ciao Giorgia. Ciao. Ciao. Tu l'avevi indovinata? Viaggio Antonacci. Bellissimo brano, capolavoro di Biagio Antonacci. Altro amico in linea. Pronto? Chi sei e da dove? Vediamo un po'. Pronto? Ah, pronto, ciao. Ciao, chi sei e da Sono dove? Milena. Ciao Milena, benvenuta Da in Torino. casa Peretti. Milena da Torino. La provi a indovinare con 5 o con 15 secondi? 15. 15 secondi. Questi sono i tuoi 15 secondi. Fai molta attenzione, ma si può fare. Questa notte. Sì, la stai già canticchiando, è quella. In questa notte. Ma non mi viene. Oh, no, il titolo non puoi. No, dai, hai detto in questa notte. Niente. Il titolo? 3, 2, 1. Niente. Non mi viene il titolo, mannaggia. Peccato, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Ok. Ciao, buona serata. E a volte senti la canzone, ti viene in mente subito la frase, però poi vai a trovare il titolo. Poi un titolo come questo. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico. Ciao, chi sei? Allora, sono Tonino che sto telefonando dalla Liguria. Tonino dalla Liguria. Bene, bravo Tonino. Dove sei di bello in Liguria? Loano. Da Loano, Tonino da Loano. Allora Tonino, 5 o 15 secondi per te? Facciamo 15, Enrico. Facciamo 15, eccoteli.
Dimmi il titolo. Dimmi il titolo. Lo so, un piccolo aiuto? Non posso. Mi dispiace, Tonino. Dimmi il titolo. Provaci, buttati. No, Niente. guarda. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio fortissimo. Riprova domani. Grazie. Ciao. D'accordo, ciao Enrico. Ciao e salutami tutta la Liguria all'ascolto. Abbiamo ancora possibilità per una telefonata. Ma tu queste canzoni stavi indovinando, tipo quest'ultima del grande Ligabue, cioè forse una delle più famose, nella top 5 di sicuro. Pronto? Chi sei, da dove? Preso. Hai preso la linea. Buonasera, chi sei? Ciao, sono Danila da Pinerolo. Ciao Danila da Pinerolo. Allora, 5 o 15? 15. 15. Tutti sui 15 secondi questa sera. E allora fai molta attenzione perché questi secondi sono per te. È già passata anche nelle... È una delle preferite di mia figlia, Piccola stella di Ultimo. Oh, brava! Bravissima. Risposta esatta! Bene. E adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 per portarti a casa uno dei nostri fantastici premi. Quale busta scegli? La busta La numero 4. 4. Oh, grazie. La busta numero 4, vediamo subito quale premio ci sarà all'interno della busta 4 oppure la faccina rossa. La faccina rossa. La faccina rossa non c'è perché hai vinto il cappellino di Casa Peiretti. Grazie mille. Prego, sei contenta? A chi dedichi questa grande vittoria? A mia figlia Gaia. A tua figlia Gaia, che salutiamo. Ciao Gaia. Allora, mi raccomando un messaggino al 348 80 40 254 col tuo nome e cognome e cosa hai vinto. Ok, grazie. Buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Torneremo a giocare nel secondo tempo. Adesso lanciamo la pubblicità. Subito dopo la pubblicità, il brano più importante per te di questa sera, perché quando uno scrive qualcosa di suo va oltre ogni nota, oltre ogni parola già sentita da altri. Pubblicità. Non sono io e la solitudine che parla, muovo le gambe ma non riesco a stare a galla. Sorrido ma il vuoto mi riempie la pancia, solitamente fa silenzio chi non parla. Non so nascondere i pensieri perché parlano ai miei occhi. Io non parlo più, tanto so che non mi ascolti. Scrivo di te ma non meriti i miei fogli. Non piango più, trattengo lacrime negli occhi. E se bastasse una notte per riaverti vicino e capire perché cammino cercando i tuoi passi, un respiro che avevi per me, da sola nel letto a trovare un motivo per stare insieme a te, ancora a sopravvivere da sola e illusa di notte da parole stupide. La mia pelle toccava la ruggine di chi vuole soltanto il tuo corpo per starti vicino. Impazzisco se ti penso, ancora tratterrò il respiro. Capirò che se non fai per me non sono io il motivo. Paranoie che ti spezzano, io sono il tuo riflesso, caduti dentro un loop dove regnerà il silenzio. E se bastasse una notte per riaverti vicino e capire perché cammino cercando i tuoi passi, un respiro che avevi per me, da sola nel letto a trovare un motivo per stare insieme
insieme a te, ancora sopravvivere da sola e illusa di notte da parole stupide. La mia pelle toccava la ruggine di chi vuole soltanto il mio corpo per starmi vicino. Quante domande vorrei farti su questo brano, ma prendi pure la postazione classica. Quante domande vorrei farti su questo brano, ma voglio che racconti tu, perché il brano è tuo, e quindi da dove nasce, perché l'hai scritto. Questo brano è nato in realtà quest'estate, ad agosto più o meno, a settembre, dopo una frequentazione durata in realtà molto poco, ma spesso capita magari di idealizzare, sono sicura di non essere l'unica, o magari di venire illusa da comportamenti di certe persone che si frequentano. Cioè prima era un tipo di uomo, poi conoscendolo Esatto. si è trasformato in un altro. Esatto. E quindi ho buttato giù tutto quello che sentivo, perché appunto è la valvola di sfogo migliore per me, la scrittura, scrivere musica, Molto scrivere i bello. pezzi. E quindi è uscita fuori questa e ho preso, diciamo, coraggio di farla sentire solo da pochi giorni in realtà. Guarda, devo Ne dire sono che fiera, ecco. E hai un'idea se farai un arrangiamento diverso da solo pianoforte voce, oppure la tieni così? Come è nata? Allora, l'idea è di aggiungere qualche arco, perché credo che gli archi abbiano un suono straziante in certe note, in certi accordi, che esprimano proprio, che diano proprio un'aggiunta al pezzo. Quindi penso di farla piano, violino, quindi di aggiungere qualcosa, ma sicuramente la versione al pianoforte non verrà dimenticata. Ecco. E adesso, Lucio Battisti. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di feromore, in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore, di feromore riscopro te, dolce, dolce compagnia che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai
al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Pietre un giorno, case ricoperte dalle rose selvatiche, i vivono, ci chiamano, boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime. Noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Brava, bravissima. Io mi immagino fra, non lo so, una decina d'anni, no? Quando magari te sfonderai nella musica e magari qualche trasmissione veramente tipo Mediaset farà vedere gli esordi e farà vedere Casa Peiretti, guarda lì, guarda che suonava il piano, cantava Battisti. Anch'io andrò in giro a dire, non l'ho scoperta io perché lì è seduto vicino a noi c'è il tuo manager, però dirò avrò dato spazio a questa ragazza nella mia trasmissione. Abbiamo una telefonata e allora andiamo a rispondere al telefono. Vai col giochino, abbiamo tempo per un paio di telefonate. Pronto, chi sei e da dove? Tiziana da Torino, ciao. Ciao Tiziana da Torino, benvenuta. E allora, Grazie. ormai il giochino lo conosci già. Puoi indovinare con 5, aver 2 possibilità, puoi indovinare con 15, averne solo una. Te la scelta. Con 15. Con 15, questi sono i tuoi 15, forza Tiziana, tifiamo per te. Tiziana, è facile, no? Tiziana? Tiziana? Boh, non lo so. Oh, davvero? Non lo sai? Non lo sai? Non la so. Eppure questa canzone ti garantisco che è bellissima. Questa canzone è bellissima, è proprio bellissima, bellissima. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie a te, ciao. Ciao Tiziana, ciao. È bellissima, è proprio il titolo. Che tendevo di... Abbiamo ancora tempo per l'ultima telefonata di quest'oggi. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Alessio. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao. Benvenuto. Grazie. Bene. 5 o 15? 15. È un po' che non chiamo. Peccato, come mai? Perché bisognava aspettare un po' a dare precedenza agli altri. Bravo, questo è giocare sportivo. Quindi ho aspettato almeno una decina di giorni prima di richiamare. Alessio, questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo. Vai. Alessio,
Non ce l'ho stavolta, mi spiace. Niente. Mamma mia. Peccato, dai, ci sentiamo domani se hai voglia di chiamare. Sì, ci risentiamo prossimamente. Ciao, bravo buona Alessio, serata. ciao, grazie ciao, per ciao. aver giocato con noi. Eppure più ci penso e più sono convinto che questo gioco è carino. Cosa ne dici? Ti piace? Sì. Più ci penso e più... Molto carino. Sto praticamente raccontando i titoli così, a destra e a sinistra. Dai, l'ultima telefonata. Sì, ci sta ancora. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto, Emanuele da Torino. Ciao Emanuele da Torino. Bravo Emanuele, sei riuscito a prendere la linea. Adesso non ti resta nient'altro che dirmi se vuoi indovinare con 5 o con 15 secondi. Con 15. Con 15. Questi sono i tuoi 15. In bocca al lupo. Grazie. Che peccato interrompere questo brano, che peccato Emanuele, qual è il titolo? Qual è il titolo? Non l'ho sentito. Gente di mare. Bravo! 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 sono rimaste queste buste qui. 9. La 9. Brava, grazie. La mia valletta di stasera, bravissimo. Vediamo cosa c'è all'interno della 9. Farmi sbirciare. Ti seguo sempre. Mi segui sempre, quindi sai che all'interno ci sono i 5 premi, ma bensì ci sono anche delle faccine rosse. Secondo te com'è andata stasera? Ma il 9 è la mia data di nascita, 29/9/73. Eccola. Però questa sera dentro la 9 c'era la faccina rossa. Mi dispiace, amico mio. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie. Ciao carissimo, grazie. Ciao. Purtroppo a volte i numeri, però qui in Casa Peretti sono tutti mischiati. Anche la tua data al 9. A 9, quindi era tutto un 9 e la faccina rossa si è inserita nel numero 9. E non possiamo fare niente che... Lanciamo la pubblicità. Lanciala tu, dai, lancia la pubblicità. Pubblicità. Sì, semplice. Ci sta, pubblicità. Torniamo fra 2 minuti e mezzo. Bentornati in quest'ultima piccolissima parte di Casa Peretti, che la regia mi ha scritto che ci sarebbe ancora il tempo per una telefonata, quindi se qualcuno vuol provare a comporre il 378 4080 506 e giocare con noi, altrimenti andiamo a leggere subito i messaggi. Vediamo un po', io alzo il volume della telefonata. Ricordiamo che domani sera ci sarà qui con me Serena, giovedì ci sarà Azzurra, insomma sarà un'altra bella settimana da passare insieme. E la telefonata arriva. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Roberto da Torino. Ciao Roberto da Torino. Ciao Roberto. Ciao, sai come dai. Bravo, ci riprovi. Quindi 5 o 15? 15. Questi sono i tuoi 15. In bocca al lupo, Roberto. Crepi. Dai Enrico, ci siamo. Oh, stasera ci siamo? La mia famiglia qua preme, dice ok, ci siamo e pazza di Loredana Bertè. Sì, bravissimi. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Allora, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, ragazzi, cosa vogliamo? 8, la regia dice 8. La 8. Ah, vediamo cosa c'è. Cosa c'è all'interno della 8? C'è un premio. Bravi a prescindere. C'è un premio. Spizziamolo insieme come fosse poker. Piano piano. Okay. Piano. Hai mai visto il film di Asso di Celentano? Fallo vedere, bellissimo. Vediamo. C'è una forma di formaggio, il buono formaggio da 20 euro delle fattorie Tovia. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Io un po' meno perché il colesterolo lo devo guardare. Vabbè, però uno si divide. Grazie ragazzi, ciao, buona serata. Ciao. Grazie di tutto, ciao Ciao a tutti, ciao bimbi, ciao.
E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai regia, vai, vediamo un po'. Buona serata Casa Peretti, saluti da Verbagna, siete semplicemente fantastici, grazie. No, grazie a voi, che bello lì. Bello, direi. Cosa ne dici? Bellissimo, stupendo. Leggi. Un abbraccio a tutti voi, Dani Al. Dani d'Alessandria, ma tu preferisci il mare o le montagne? Il mare, anch'io. Nonostante che io vivo in mezzo alle montagne, per me il mare è fondamentale. Sempre più in alto, come Casa Peretti, saluti dal lago della Sella, Alta Valle Angrogna, Dario e Flavio. Ma bello il lago della Sella! Vorrei andare a pescare, se ci saranno trote lì non credo perché è a 7000 metri. Ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Flavio. Noi amiamo Casa Peretti, ciao amici, ciao amici Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Alessandria, grazie di cuore, grazie. Ciao Peretti, dai tuoi amici Enrico e Caterina da Rivarossa. Oggi ero a Bardonecchia per lavoro, alle 8:30 la temperatura era 15 gradi Celsius. Ciao ragazzo, ciao Enrico, ciao Caterina, grazie. Il Tratur, la Traga. Ciao Enrico, ciao a tutti i perettini, grazie per la compagnia anche questa sera. Un super saluto da Stefania da Rondissone. Stefania, grazie, grazie. Ciao Enrico. Volevo che mi facessi Noi ragazzi di oggi noi di Luis Miguel o Omar da Casale. Allora Omar, domani sera arriverà un tuo brano, quello di Venditti, e Noi ragazzi di oggi la mettiamo in settimana o comunque la prossima. Gran bel brano, grazie per averlo richiesto. Ciao a tutti, sei sempre bellissimo, poi quando parli con qualche bimbo il tuo viso si illumina di una certa dolcezza, con semplicità che fa piacere alle persone. Diventa stupendo tutto quello che fai. Baci, Lori da Brandizzo. Che gentile! Che bel messaggio, grazie! Ciao, se raccolgo tutte le battute di Livio Ceppu magari ci guadagno pure. Vogliamo fare un libro sui messaggi mandati da Livio? Cioè un libro sui messaggi da Livio. Sai che è una bella idea? Grazie Milena, grazie! E poi chi abbiamo? Ciao Enrico, sono Renata, in questo periodo ti seguo dalla Liguria sul canale 83. Saluto la bellissima Alessia con la sua salopette. Questo è un messaggio arrivato ieri, è rimasto nell'etera. Con effetto e simpatia, grazie per le bellissime canzoni. Renata da Piscina, però invece dalla Liguria. Questo messaggio ieri comunque non è stato mandato in onda, quindi va bene così. Eccoci qui, sempre presenti per Saretta. Grazie Casa Peretti, grazie Saretta per le emozioni che ci regali. Ti voglio bene zia. La zietta c'è! Tantissimo. La zietta di Saretta. Come si chiama la zia? Barbara. Ciao Barbara, grazie. Ciao Enrico, ciao Saretta. Il messaggio non firmato di ieri sera riguardo il feedback era il mio. Avevo inviato un secondo messaggio per filmare, ma evidentemente non ha fatto in tempo ad essere postato durante la diretta. Comunque mi scuso per la dimenticanza. Maria da Torino. Maria ieri ha scritto che apprezza il fatto che giochiamo durante le canzoni, che non è più divisa Casa Peretti, ma è un tutt'uno. È un po' più difficile per me gestire il tutto, però ce la farò. Leggi il prossimo. Ciao Enrico, è la prima volta che scrivo. Un saluto da Chiara. Ciao Chiara. Benvenuta. Scrivi da adesso in poi, tutte le sere, per sempre. Sei il mio orgoglio, Saretta. Grazie. Non so, vabbè. L'orgoglio. Sei il suo orgoglio. Ma veloci regia, dobbiamo corriamo. Sara Auguroni continua così, un abbraccio a te Enrico. Antonella da Venaria. Ciao Antonella, grazie. Grazie Antonella, grazie. Poi il prossimo messaggio. Ciao Enrico, grande puntata. Brava Sara, mi fai ascoltare Piccola Pietra di Eros Ramazzotti. Un saluto da Alessandra Torino. La sai? No. Neanch'io. E quindi ne faremo un'altra di Ramazzotti. Grazie per questa richiesta. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Saretta, voce sublime, complimenti. Massimo da Venaria. Grazie. Ha una voce che solo Saretta ha. E poi buonasera Enrico, buonasera Sara. Oltre questa sera sono davanti alle TV ad ascoltarvi con piacere. Un saluto Marco D'Intra. Bravo Marco, bella idea, bella scelta. Ciao. Non ci abbandonare mai dalle 20 alle 21 perché noi siamo qui per voi. Vai regia, vai. Corriamo. Buonasera a tutti, complimenti amore mio, che belle canzoni, sempre fiero di te. Troppo. Non è mio questo messaggio, è per te di sicuro perché grazie amore, ti amo. Oh vabbè, ma noi possiamo chiudere così. Grazie amore, ti amo, con questo messaggio. Non ne abbiamo altri, andiamo a leggerli. Va bene, che bello questa cosa, che bello fatto. Dai regia. Ciao Enrico, un caro saluto da Martina, Alberto, i nostri Bengala, Leone, Nikita. Siamo sempre sintonizzati su Casa Peretti. Bravi anche voi, bravi. Continuate così.
Buonasera da Ponte Curone al... Buonasera, buonasera a lei. Buonasera. Complimenti per la trasmissione, complimenti perché è stata molto brava. È finito il tempo? Vabbè, è finito il tempo. Voglio farti in bocca al lupo perché fra 2 giorni hai un passo importantissimo della tua vita, la maturità. Sei pronta? Sei carica? Sono carica, sono pronta. Sei pronta e sei carica? Sì. Anche un po' emozionata, ma giusto che sia? No. Sì. Vabbè, spacca tutto. Grazie, Spacca tutto. grazie mille. E noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Casa Peretti. Se volete rivedere questa sul canale 83 tra mezz'ora. Domani sera torna a cantare per voi Serena. Giovedì Azzurra. Venerdì, in questo momento non mi ricordo, ma venerdì qualcuno ci sarà. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti quanti una buona serata da parte di Saretta, da parte mia. Ciao!